La sesta corsa è il centrale del pomeriggio, una prova di categoria AB per cavalli anziani. Sono in 7 dietro le ali della macchina dopo il preventivato ritiro di Alba dei Greppi. Favorito è Balboa Lux con quota in leggera salita, scende invece la quota di Achille BLV. Poi Barba Bietolopella, la terza forza del campo. Autostart che inizia a muoversi con il numero 1 Corsaro San, Antonio Greppi, 2 Balboa Lux, Antonio Di Nardo, 3 Barba Bietolopella, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 5 Altaseta del Pino, René Legati, 6 Africa Jet Alessandro Raspante, in seconda fila 7 Brooklyn Lux Carmine Piscoglio, 8 Achille BLV Enrico Bellei. Con molta calma Africa Jet, che già quando la macchina è a metà addirittura si è ampiamente ritratta. E si va allo stacco con il tentativo da parte di Altaseta del Pino di impensierire Balboa Lux, il quale fa buona guardia e scende allo steccato su Corsaro San. Altaseta che rimane di fuori, in terza posizione filtrata bene Brooklyn Lux che precede Achille BLV. Quindi Africa Jet e Barba Bietolopella si vanno a completare i primi 200 metri di corsa in 14,5. Balboa Lux al comando, si porta in scia Corsaro San, muove con decisione Achille BLV che risale, va a portarsi allo scoperto dopo 400 metri di corsa che Balboa Lux copre in 29,8 e allunga ora. Dopo 350 metri comodi Balboa cammina per far pesare ovviamente la risalita esterna da Achille BLV che è allo scoperto. Corsaro San rimane secondo in corda avanti ad Africa Jet, mentre retrocede Altaseta del Pino, prova ad aggirarla Brooklyn Lux. Davanti alle tribune il portacolori della scuderia Conni copre gli 800 metri in 58,2, c'è un 28,4 di secondo quarto. Balboa Lux in vantaggio su Corsaro San, di fuori Achille BLV che si piega tanto nelle curve e fa un mezzo errore al chilometro in 1,12,3. Balboa Lux con 3 lunghezze di margine nei confronti di Corsaro San, poi Brooklyn Lux cerca di ringambarsi Achille BLV. Quindi Africa Jet quando siamo al completamento dei 3/4 di miglio, 1,26,7, fa gran velocità Balboa Lux al comando. Corsaro San sempre secondo allo steccato, Achille BLV che deve soffrire le curve, allo steccato ancora Brooklyn Lux, poi gli altri più distanti con Balboa Lux che ha salutato la compagnia ormai da tempo. 14,8 la piegata conclusiva, la retta per Balboa Lux che è in chiarissima evidenza su Achille BLV che torna bene in retta. Il facile successo di Balboa Lux e Antonio Di Nardo, il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Conni al secondo, Achille BLV al terzo posto, Corsaro San. 1,12,3 ragguaglio cronometrico, 29,8, 28,4, 28,5, 29,6 il facile assunto in percorso di testa per Balboa Lux e Antonio Di Nardo.